Eccoci Giulio Giordano, classe 97, 17 anni, oggi in campo su una partita che purtroppo per noi è finita con una sconfitta. Come l'hai vista tu dal campo questa partita? Siamo stati un po' sfortunati, per la sfortuna non c'entra nel gioco. Dobbiamo essere molto più cattivi del solito ed è mancato questo pizzico di cattiveria in campo. Anche se abbiamo avuto occasioni non le abbiamo sfruttate. Adesso terza sconfitta consecutiva, c'è paura che si apri una piccola crisi, perché quando i risultati non vengono magari si gioca un po' nervosi. Com'è lo spirito di spogliatoio? No, lo spirito c'è sempre lo stesso. Ovviamente però da martedì partiamo sempre con una marcia in più proprio per ritornare a vincere, a migliorare, perché dagli errori si impara. Andando sulla tua prestazione e le tue aspettative, come ti trovi e come stai andando? No, con la squadra mi sto trovando bene, anche con l'allenatore, con il presidente, la dirigenza e tutto. Ovviamente sto da poco, da 3 giornate che abbiamo giocato con la squadra, però... Tu arrivi da dove? Da Napoli vengo. Ma prima giocavi dove? Giocavo con una squadra sempre di eccellenza, però campana. Perciò insomma, non è che sei a secco, insomma, eri allenato, questo sì, intendevo ero dire. allenato, però sono arrivato prima non avevo ancora firmato. Sì, ma comunque sei giovane, c'è tutto il tempo da fare. L'ambiente di Portogruaro, anche il Portogruaro, come l'hai trovata? No, è una bellissima piazza, una piazza molto calda. Ci sono i tifosi, infatti ringraziamo per tutte le volte che vengono a sostenerci, anche il pubblico, la dirigenza e tutto. Ok, allora speriamo di vederti più spesso e magari con un esito finale migliore per noi. Grazie, ciao.